Sorgerà ad Agrigento il Parco della Vita, un luogo dove per ogni bambino nato sarà piantato un albero che porterà il suo nome e sarà facilmente individuabile, con la posizione di targhette che saranno messe sulla pianta. La zona concordata con il direttore del parco Sciarratta si trova in un'area vicino al Tempio della Concordia e vi saranno piantate intanto circa 20 ulivi. Stamani la conferenza stampa di presentazione al parco, indetta dall'Associazione Conalpa di Agrigento, presieduta dal suo presidente Domenico Bruno. Questa iniziativa deriva da una legge a nome di Rutelli e Pizzo, il senatore Pizzo, che sono stati al Senato e alla Camera i fautori di questa legge, i relatori. E ha ben 31 anni questa legge, è del 92 la 113. Finalmente dopo 31 anni questa legge verrà applicata ad Agrigento, grazie al direttore del Parco Archeologico, l'architetto Sciarratta. Inizieremo a piantare 20 piante di ulivo vicino al Tempio di Ercole per iniziare questa bellissima diciamo, parco della vita che si realizzerà ad Agrigento, di dare la possibilità a chi nasce ad Agrigento, ai neonati, di mettere un albero per ogni cittadino neocittadino di Agrigento. Bene, noi abbiamo accettato da subito questa e abbiamo condiviso questa iniziativa che poi stiamo per realizzare. Perché? Perché il parco è un parco paesaggistico, perché di paesaggio noi abbiamo delle linee che seguiamo in maniera attenta e che ci hanno portato dei risultati importanti. L'iniziativa prevede che si possa realizzare questa attività e lo faremo stamattina stesso. Impianteremo i primi 20 alberi e saranno l'area interessata nelle vicinanze del quadrivio di Porta Aurea, e lì abbiamo destinato lo spazio per poter accogliere e testimoniare con nuovi alberi, per i quali già negli ultimi 2 anni solo all'interno del cuore della valle ne abbiamo piantati 3.500, e questo è un altro tassello che si aggiunge alla politica di valorizzazione del paesaggio, ma che ha anche un progetto collegato, che è quello collegato alla vita, alla nascita dei nuovi arrivati in questa meravigliosa città. Finalmente oggi ad Agrigento nasce il Parco della Vita. Cos'è il Parco della Vita? È un parco ricercato proprio all'interno del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, nella Valle dei Templi, e la realizzazione fino al rispetto di quella legge, la 113 del 92, la legge Rutelli, che obbligava i comuni con più di 15.000 abitanti di piantumare un albero per ogni nato. Ebbene, nessuno mai ha fatto questo. Finalmente, dopo 2 anni di lavori intensi anche con Mimmo Bruno, che ringrazio anche l'architetto Sciarratta per averci ospitato, per aver anche abbracciato e sposato questa iniziativa, finalmente possiamo portarla al termine. Agrigento avrà il suo Parco della Vita, Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, potrà essere fiera anche di questa realizzazione.